Vogliamo accostarci alla parola del Signore? Quell'acqua viva abbiamo cantato. Ancora oggi acqua viva. Leggeremo il Vangelo secondo Marco, capitolo 1. Marco, capitolo 1, dal verso 14. Leggeremo fino al verso 20. Marco, capitolo 1, dal verso 14 fino al verso 20. A Dio sia la gloria. Amen. Dopo che Giovanni fu messo in prigione, Gesù si recò in Galilea, predicando l'Evangelo di Dio e dicendo: il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Ravvedetevi e credete all'Evangelo. Mentre passava lungo il mare di Galilea, egli vide Simone e Andrea, il fratello di Simone, che gettavano la rete in mare perché erano pescatori. E Gesù disse loro: seguitemi, e io farò di voi dei pescatori d'uomini. Ed essi, lasciate subito le reti, lo seguirono. Poi, spintosi un po' più oltre, vide Giacomo di Zebedeo e Giovanni suo fratello, anch'essi in barca rassettavano le reti, e subito li chiamò. Ed essi, lasciato Zebedeo loro padre nella barca con gli operai, se ne andarono dietro a lui. Amen. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore. Vogliate accomodarvi. Alleluia. Si parla della chiamata dei primi discepoli e dell'inizio del ministero di Gesù. Il ministero di Gesù inizia dopo che Giovanni fu messo in prigione. Giovanni il Battista fu mandato da Dio Padre, fu chiamato per preannunciare, preparare il campo al Cristo. Ha annunciato il ravvedimento, il cambiamento. Poi è stato messo in prigione, finisce il suo momento, il suo periodo, inizia quello di Gesù, il suo ministero terreno. Pensavo che nessuno può fermare il piano di Dio. Siete d'accordo? Amen. Qualcuno aveva provato a fermare Giovanni Battista, l'ha messo in prigione, ma è venuto la parola stessa a predicare se stessa, la parola vivente. Cristo inizia la sua predicazione, il suo ministero. E in forma semplice l'Evangelista Marco riassume il suo messaggio. Annunciava: il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Ravvedetevi e credete all'Evangelo. Così noi continuiamo a predicare. Noi predichiamo la stessa parola. È vero? Alleluia, il tempo è compiuto. Amen. Alleluia, Dio ha mandato il suo figliolo Gesù quando il tempo fosse compiuto, era il momento necessario, giusto. Dio ha scelto il tempo adatto per mandare il suo figliolo Gesù. Alleluia, il tempo è compiuto, ancora oggi il regno di Dio è vicino, ancora oggi il regno di Dio è vicino. Amen. L'uomo è lontano dal regno di Dio, ma il regno di Dio è vicino all'umanità, perché Dio vuole salvare tutta l'umanità. Amen. Amen. Alleluia. E mentre passava lungo il mare di Galilea, inizia a chiamare quelli che erano i suoi primi discepoli. Inizia da due fratelli, Simone
e Andrea. Gettavano la rete in mare, erano dei pescatori. All'epoca non c'era la scuola, non tutti, la scuola non era obbligatoria. Quando si era in età, le famiglie andavano a lavorare con i figli. Questa è una famiglia di pescatori. E Gesù li vede e li chiama, perché già li conosceva. Io credo che Gesù sapeva della vita di Simone, della vita di Andrea, e sapeva che non gli avrebbero detto no. Cosa gli dice Gesù? Qual è la chiamata che Gesù rivolge loro? Seguitemi. Seguitemi e io farò di voi dei pescatori non di pesce, ma di uomini. Questa fu la chiamata che Gesù ha rivolto a questi due fratelli. A me. Seguitemi. Il discepolo segue il maestro. Amen. E ancora oggi il Signore cerca discepoli. Ci sentiamo discepoli del Signore? Alleluia. Le religioni che si conoscono nel mondo non hanno dei discepoli, hanno degli adepti. Il Signore invece chiama discepoli. Amen. Uomini che lo vogliono seguire in tutto. Persone, uomini e donne, che vogliono seguire le sue orme, che vogliono imparare, disposti a rinunciare a quello che sono, a quello che hanno, pur di seguirlo. Amen? Alleluia. Riflettendo un po' su alcune cose che ci diciamo, no? Quando ci incontriamo con i pastori, anche della zona, soprattutto con fratelli con una certa età, quello che si riscontra è che purtroppo le chiese sono piene di partecipanti, di adepti, ma pochi discepoli. Non so se riuscite a comprendermi. Frequentare la chiesa e poi tornare a casa e vivere la propria vita senza realizzare quella trasformazione che Cristo vuole realizzare nella nostra vita, serve a poco. Anche in Chiesa Cattolica ci sono chi frequenta la domenica. E molte volte con mia moglie, lì dove abito, vediamo che ci sono tante macchine, tante... Ho detto, ma è piena la Chiesa Cattolica. Persone che sentono il bisogno di stare in chiesa. Il Signore vuole molto di più. Amen. Il Signore vuole discepoli. Amen. Amen. Non solo frequentatori e neanche tanto assidui, ma discepoli che partecipino alla sua opera, che si sentano parte dell'opera del Signore. Amen. Seguitemi, venite dietro a me, fate quello che io vi insegno, imparate, ascoltate quello che ho da insegnarvi e farò di voi dei pescatori, sì, ma di uomini. Non voglio stravolgere la vostra vita. Quello che sapete fare, lo sapete fare bene, ma mettetelo al mio servizio. Amen. Continuerete a gettare delle reti, sì. In mare, sì, ma non in questo mare.
il mare dove ci sono i pesci che Dio desidera estrarre, è il mondo. E l'Evangelo è questa rete che noi buttiamo a mare per trarre le anime fuori da questo mare. Amen? Alleluia, e donargli la libertà, la vera libertà che solo Gesù sa dare. Io farò di voi pescatori d'uomini. Alleluia. Alleluia. Non si nasce pescatore d'uomo, si diventa, continuando fedelmente a seguire il Maestro. Amen. Amen? Rifacendo proprio le cose che ha fatto il Maestro, come le ha fatte lui, parlando lo stesso linguaggio del Maestro. Amen? Si diventa pescatori d'uomini. Alleluia. La risposta fu che lasciarono subito le reti e lo seguirono, senza dire chi sei, chi non sei, perché devo seguirti, ma cosa mi proponi, cosa mi offri. Lasciarono ogni cosa e lo seguirono, furono attratti da Gesù. E io dico, ma ci sentiamo attratti da Gesù? Ancora oggi Gesù attrae. Io parlo per me, lui mi attrae ancora oggi. Alleluia. Poi, spintosi un po' più là oltre, vede un'altra famiglia. E mi ha fatto pensare, ma Signore, tu vuoi usarti delle famiglie? Queste famiglie che vengono attaccate dal nemico, Dio invece le vuole usare. Alleluia, vuole benedire ogni famiglia. Amen. Grazie per la mente. Amen. Noi dobbiamo crederci. Amen. Gesù non ha scelto uomini soli. Ha scelto uomini che avevano una propria attività, una propria famiglia, una propria esistenza. E gli ha detto, lasciate ogni cosa per me, seguitemi. Amen. Alleluia. Vide anche Giacomo di Zebedeo e Giovanni suo fratello, padre Zebedeo, questi due figli, Giacomo e Giovanni. E anch'essi rassettavano le reti, erano in barca, avevano questa impresa familiare, perché poi apprendiamo che lasciarono il padre con gli altri operai. E anche a loro Gesù rivolge la stessa chiamata, seguitemi. Ed essi, lasciato il padre nella barca, e gli altri operai se ne andarono dietro a lui. Gloria a Dio. Quando si accetta Gesù nella propria vita, non solo si diventa discepoli, ma viene in noi quel desiderio di lavorare per Lui. Amen. Amen. Lavorare per Lui. Fare qualcosa per Lui. Ma cosa? Non è solo predicare dietro un pulpito, ma poi andare a cercare le anime quotidianamente, la tua sfera sociale, dove abiti. Insomma, parliamo di Gesù. Amen. E se non riesci a capire come, quando far entrare il discorso di Gesù, prega il Signore. Signore, dammi l'opportunità di parlare di te. Se non riesci con le parole, ci sono i gesti quotidiani, il comportamento, gli sguardi. Ma tutto di noi deve parlare di Gesù. Amen. Sei d'accordo? Ed è la sua grazia. E poi comprendi che poi questo desiderio sfocia
nella tua offerta a Dio. Insomma, la tua vita diventa un'offerta a Dio. Al convegno pastorale ci hanno presentato i due pastori, i primi pastori sordomuti. Alleluia. Che bella gioia! Gloria al tuo nome. Ma come fanno a parlare, a predicare? Se sono sordi, uno non parlava proprio, l'altro parlava malissimo, ma sapete quella voce che esce male, no? Non riescono a pronunciare bene le parole, però avevano un altro linguaggio, io non lo so fare, no? Ma parlavano di Gesù con le mani, con i segni. Quando c'era la preghiera facevano così. Pregare Gesù. Quando dice amare Gesù, Gesù è il mio cuore, no? Non solo, ma che bello vederli cantare. Cantavano pure. C'era le telecamere e li inquadravano. Noi cantavamo con la voce e loro invece... Oh, può qualcuno fermarci nel lodare il suo nome? No, niente, nessuno mai potranno separarmi dall'amore suo. Alleluia. Quando si capisce chi è che ci ha chiamato, a chi è che ci ha rivolto questa chiamata, Si parla sempre, quando c'è la chiamata, si parla sempre al servizio pastorale. No, noi siamo stati tutti chiamati. Anche tu sei stato chiamato a servirlo. Amen. Amen. Chi in un modo e chi in un altro, chi dietro un pulpito, chi nella strada, ma tutti dobbiamo servire il Maestro. Amen. Ho sentito una cosa bella, no? Durante il raduno a Padova. Il fratello, il pastore di Padova, diceva: ringrazio il Signore, perché ho messaggiato un fratello che era ammalato, ricoverato in ospedale, di come stai, fratello? Sapete cosa mi ha risposto? Mi dispiace non essere lì a lavorare per l'organizzazione del raduno. E diceva: che bel sentimento, fratelli. Ti ricordi? Quel fratello era ammalato, era impossibilitato, ma gli dispiaceva non essere lì a servire. C'erano sedie da preparare, pulire, non è facile. Però quando ricevi la chiamata del Signore, quando il Maestro ti chiama, dici: lascio tutto, vengo dietro a te, Maestro. Amen. Amen. E tutto servirà, tutto il tuo servizio servirà, deve servire per la sua gloria. Amen. Alleluia. Il discepolo che non sente, come dire, il bisogno di offrirsi, non solo di offrire, ma il bisogno di offrirsi, offrire se stesso, è un discepolo che non ha pienamente realizzato chi è che lo ha chiamato. Alleluia, Gesù. C'è gioia nel servire il Signore. Amen. Certamente una fatica, un peso, ma se il Signore ha rivolto a noi una chiamata, vuol dire che possiamo servirlo. Amen. Nel modo come Lui vuole. Amen? Nelle modalità che Lui vorrà, ma sicuramente vogliamo servire il Maestro. Amen. Alleluia. E porteremo anima a Cristo. Amen. Alleluia. Offri te stesso sull'altare. C'è un altare? Non lo vedo quest'altare, ma dov'è quest'altare? Non lo vedi con gli occhi, c'è un altare. Offriamo noi stessi su quest'altare. Amen? Amen. Offri il tuo tempo, le tue capacità, quello che sai fare e quello che non sai fare. Dio userà quello che sai fare e lo migliorerà. Amen? Amen.
Gloria a Dio. Alleluia. Sapete, ho conosciuto dei fratelli ignoranti che però quando li sentivi predicare mai immaginavi che non erano stati a scuola. Ci credete? È la verità. Pescatori erano. Però è scritto nella parola che quando li hanno sentiti parlare hanno riconosciuto che voi siete stati con Gesù. Perché da come parlate, quello che fate, voi fate le stesse cose che ha fatto il Maestro. Amen. Alleluia. È giusto offrire al Signore. Amen. Qui non parliamo solo dell'offerta economica, grazie a Dio facciamo la nostra offerta e dobbiamo essere sempre generosi nell'offrire. Non fare mai calcoli, lo dico per esperienza. Quello che senti, offri. Il Signore provvederà sempre. Amen. Ma soprattutto offriti a Dio, perché Dio guarda l'offerta. Amen. Voglio leggervi l'offerta della vedova. E qua parla di denaro, no? Però non è solo quello. In Marco capitolo 12, al versetto 41. Postosi a sedere di fronte alla cassa delle offerte, Gesù stava guardando come la gente gettava denaro nella cassa. E molti ricchi ne gettavano assai. Venuta una povera vedova, vi gettò 2 spiccioli, che fanno 1/4 di soldo. Niente, va. E Gesù, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: in verità io vi dico che questa povera vedova ha gettato nella cassa delle offerte più di tutti gli altri, poiché tutti vi hanno gettato del superfluo, ma lei nella sua povertà vi ha messo tutto ciò che possedeva, tutto quanto aveva per vivere. Vogliamo adesso per un attimo pensare non a soldi, no? Ma il fatto che Gesù guarda l'offerta. E quando noi entriamo in chiesa, non presentiamo la nostra offerta al Signore, tradotta in canto, in adorazione, in preghiera, in rispetto della sua parola, in ascolto della sua parola, in onore della sua parola. È la nostra offerta, no? O no? Amen. Alleluia. E se la tua offerta continuasse, non solo quando entri in chiesa a lodare il Signore, a pregarlo, ad adorarlo, ma continuasse anche fuori dalla chiesa. Come? Evangelizzando. Amen? Amen. Evangelizzando. Il mondo ci conosce come gli evangelisti. Siamo evangelici. Essere evangelista è un ministero, è un lavoro che si fa per il Signore. Evangelista è diffondere l'Evangelo, evangelizzare gli altri che non conoscono l'Evangelo, far ascoltare la parola. Amen? In ogni modo, predicando, con la propria testimonianza, dando un volantino, un semplice volantino. Però quando lo fai, troverai grande gioia nel tuo cuore. Amen. C'è gioia nel parlare agli altri di Gesù. Amen. Alleluia, perché il Signore guarda l'offerta. Alleluia. Così come il Signore guarda a quello che ci spinge a servirlo. Perché lo fai? Per essere onorato dagli uomini? Qualcuno ti onorerà e molti ti disprezzeranno. Perché lo fai? Per un guadagno? Guarda, non ci si guadagna.
molte volte si mette anzi di tasca. Ma perché lo fai? Perché so che ha rivolto una santa chiamata a me. Amen. Io che non ero niente e sono niente. So perché lo faccio. Amen. 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 E gloria a Dio, vogliamo pregare il Signore per la messe, che è grande. E gli operai, credetemi, sono pochi. 500 pastori, minimo ognuno ha 2 chiese. E non sono vicine. Soprattutto al nord fai centinaia di chilometri. E vogliamo dire, Signore, chiama operai. Amen. Amen. Che quando tu rivolgi a loro la tua chiamata, possano dire, sì, lascio ogni cosa e sono qui, Signore. Amen. Offro la mia vita a te, Signore. Amen. Trovo la mia gioia in te, Signore. Nel servizio io so che io ti glorifico. Amen. Offro me stesso, Signore, a te. Fai di me quello che vuoi. Alleluia. Però molte volte si ascolta invece quando si propone un lavoro. Ma dov'è questa chiesa? E quanti membri sono qua? Ma che ti importa? Dov'è? Quanti membri sono? Che ti importa? C'è bisogno nel campo del Signore. Amen. E se qualcuno ha pensato a te, sentiti onorato. A me? Oh, gloria a Dio, sì. Alleluia. Io ricordo, lo dico non voglio innalzarmi, perdonatemi, è un'esperienza che ho fatto. Quando il fratello Beppe Bortoli mi propose di andare a Pieve di Cadore, e non gli ho chiesto, ma quant'è, com'è piccola, grande, quanti membri sono? Ho detto, vieni con me, ti faccio vedere Pieve di Cadore. Ho detto, sì. Appena sono entrato in quel luogo, che bella la chiesa, gloria a Dio. C'erano 2 anime, 3 anime. Facevamo un culto in famiglia. Gloria a Dio. Una? C'era Nunzia, sì. Gloria a Dio. In un paese di montagna di 5.000 abitanti, e se non c'è chi ci va, quella luce non è spenta. E se non c'è chi ci va, nessuno penserà di evangelizzare là, no? E comunque parlare, annunciare, testimoniare, fare il culto, la presenza del Signore. A me si combattono le tenebre così anche. Amen. Alleluia, si serve il Maestro anche così. Amen. Non solo dove c'è la chiesa di 100 membri, ma quando sono 2 o 3 che si radunano nel nome di Gesù, Lui è presente. Amen. Alleluia. Amen. Alleluia. Parlavo col un pastore sardo, la Sardegna, un giovane che era qui nella nostra zona, mi diceva, difficile la Sardegna. Sì, guarda, non ti parliamo qua del Veneto. A meno, a Cagliari c'è una bella chiesa, a Nuoro, ma sono 2 o 3 chiese, tutta la Sardegna. C'è ancora un posto dove andare a evangelizzare. Dio ci dia grazia di avere a cuore l'evangelizzazione. Amen. Amen. Fai il tuo piccolo. Prendi un volantino. Mettilo nel condominio dove abiti. Qualcuno lo disprezzerà, lo distruggerà, lo strapperà. Chi lo sa se qualcuno ogni tanto leggerà qualcosa e dirà, Signore, ma veramente se ci sei però, Dio apre le porte. Amen. Vogliamo amare, servire il Signore. Amen. Offriamo noi stessi. Per concludere, volevo leggere con voi un passo in Romani. Alleluia. Romani capitolo 12.
Romani capitolo 12 dal primo verso, l'Apostolo Paolo scrive così a Romani: io vi esorto, è un'esortazione, non è né un comandamento né un qualcosa da fare per forza, è un'esortazione, un appello fatto basato sull'amore, questa è l'esortazione. Vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio, che è il vostro culto spirituale. Oltre al culto domenicale, culto che si fa in chiesa, infrasettimanale, c'è un culto personale. La tua vita deve essere un culto a Dio. Perché così ci avviciniamo alla consacrazione, alla santificazione, senza la quale nessuno vedrà Dio. Amen? Alleluia. Presentate i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio, che è il vostro culto spirituale, o come altri traducono, il vostro culto, servizio razionale. Non conformatevi a questo secolo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Conosci la volontà di Dio per la tua vita? Quando il Signore ho compreso che mi ha salvato, io ho subito detto: ma Signore, cosa vuoi ora da me? Tu mi hai dato la salvezza, mi hai dato la vita eterna, hai perdonato i miei peccati, e ora cosa posso darti in cambio? Cosa vuoi da me? Amen? Amen. Alleluia. Che il Signore operi nella nostra vita e ci trasformi, faccia di noi pescatori d'uomini, per la sua gloria, prima del suo imminente ritorno, prima che venga la sera. Approfittiamo finché è giorno, finché c'è la luce, approfittiamo e lavoriamo per il Signore, senza stancarci di annunciare l'Evangelo. Amen. Parlando in tempo e fuori di tempo, cioè quando è opportunamente parlare e anche quando non è opportuno parlare. Parla del Signore. Dice un cantico: parlerò di Cristo sempre, ovunque andrò, parlerò di Cristo. Amen. Alleluia. La mattina, la sera, quando ti trovi con un vicino: Signore, dammi possibilità di parlare di te. Alleluia. Ci sono le mamme innamorate dei figli, che parlano sempre dei figli. E non puoi non notare, dici: guarda, questa mamma è innamorata, parla sempre dei suoi figli. Se tu sei innamorato di Gesù, parlerai sempre di Gesù. Amen. Vogliamo innamorarci di Gesù, Amen. amarlo per chi Egli è, e seguirlo senza perché, senza ma, senza condizioni. Seguiamo il Signore. Che la Chiesa sia fatta di discepoli, non di adepti, discepoli di Gesù Cristo il Signore, il Figlio di Dio. Amen. Amen. Vogliamo chinare il nostro capo, gloria a Dio.